carte. Beh, iniziamo. Bene, intanto buongiorno, grazie di essere qui. Ringrazio soprattutto gli amici che rappresentano i danneggiati da vaccino e chiunque sia venuto, stampa e quant'altro. Abbiamo assunto questa iniziativa di questa conferenza stampa per ravvivare l'attenzione sulla mozione numero 4 che è stata presentata dal gruppo Chomsky Resistere Veneto, composto dal sottoscritto da Davide Lovat, ancora l'8 gennaio, per l'istituzione alla fine di ambulatori del Servizio Sanitario Nazionale dedicati al censimento, diagnosi, verifica e accompagnamento delle persone che lamentano effetti avversi post-vaccinazione anti-Covid-19. Questa doverosa, secondo noi, istituzione è, ahimè, una cosa che non si è verificata e sarebbe già in ritardo, perché i problemi che sono stati affrontati a seguito, ricordo, di una vaccinazione imposta con obbligo anche per andare a lavorare o svolgere vita sociale, è stata venduta, mi si passi il termine, come poco più di acqua da assumere, senza effetti collaterali, obbligando la gente ad assumersi la responsabilità in base al cosiddetto consenso informato, che informato non era per niente tale, in cui ognuno firmava assumendosi anche la responsabilità. Diciamo che c'è passata da questo punto di vista acqua sotto i ponti, stanno emergendo in tutto il mondo documentazioni importanti degli effetti avversi, perché la verità si può anche nascondere, ma alla fine riemerge, le radici salgono e sono estremamente importanti. Allora qui non siamo per fare la caccia delle streghe e dare una colpa a qualcuno, poi quelle sono responsabilità. Noi siamo per dare una risposta di giustizia a coloro che, seguendo un obbligo, hanno avuto un danno che ha minato la loro vita, la loro salute, che sta costando economicamente, perché quello che riscontro sia quando ero in attività come medico e del sistema sanitario nazionale, sia adesso che sono un medico pensionato che lavora così, straforo, diciamo, che la faccenda viene principalmente trattata come ansia. È brutto da dire, cioè se uno lamenta un'astenia, una stanchezza, delle eruzioni cutanee, parliamo delle cose più banali, per non parlare di quelle che interagiscono con il sistema cardiovascolare, con la coagulazione, con il sistema nervoso, vengono in prima battuta mandate dallo psichiatra. Allora questo atteggiamento va cambiato. Ci viene detto che c'è una farmacovigilanza che controlla questo, regionale e nazionale, e lo sappiamo tutti che è una farmacovigilanza passiva, cioè se uno segnala e riesce a arrivare a fare la segnalazione viene presa e registrata, ma non è quella che sarebbe stata doverosa, una farmacovigilanza attiva quando c'è un obbligo. Per inciso non c'è nemmeno nella Lorenzin, che è l'altro obbligo, neanche lì, anzi si era scritto nella legge che almeno ogni 3 anni bisognava fare una revisione per capire come stanno le cose, quindi va spostata, ma prima di tutto è il conto delle persone. Noi questo era uno degli elementi che ci eravamo impegnati in campagna elettorale e noi lo portiamo all'attenzione del Consiglio, delle autorità sanitarie e chiediamo e vogliamo che sia fatto qualcosa. Ma se la risposta è quella che mi è stata paventata, che c'è già la farmacovigilanza passiva, non ci siamo, ma si sappia che noi non ci fermeremo, ci mobiliteremo tutti in tutte le maniere per una questione di giustizia e di verità e anche di giusta assistenza sanitaria a persone che stanno male e che hanno visto veramente la loro vita cambiare totalmente. Abbiamo questa documentazione, la produrremo, vanno da rapporti del CDC americano e da studi che stanno emergendo in tutto il mondo. Ne stavo leggendo uno ultimo israeliano che dice che come sono stati stimati gli esami su 290.000 effetti avversi sui giovani, non pochi, semplici o gravi o lievi,
la metodologia di considerarli, lo dicono gli israeliani che sul piano delle vaccinazioni e del controllo sanitario sono in maniera molto categorica, e la revisione dice che se si fossero affrontate e valutate un po' meglio si sarebbe dovuto cambiare l'approccio alla campagna vaccinale, perché la sicurezza che non succedeva niente non è poi giustificata da quello che c'è stato. Mi spiace, io mi reputo sempre un medico di campagna, queste cose le dicevo nel 2020-2021, quando si sono iniziate le vaccinazioni su questa materia. Quindi questo siamo in ritardo, ma dobbiamo cercare di rimediare, di far sentire queste persone che hanno adempiuto a degli obblighi che sono stati imposti, che non sono lasciate e non saranno lasciate sole. Do la parola al collega Lovat. Grazie. Io voglio mettere in evidenza alcuni aspetti di carattere prettamente politico. Allora, innanzitutto, questa nostra iniziativa è scaturita dalla volontà di aprire un processo di pacificazione sociale. Quando abbiamo presentato la mozione ci sono state all'inizio alcune reazioni scomposte, con i soliti slogan e le solite etichette affibbiate, i Novax, i negazionisti, ma è una proiezione verso l'esterno di un atteggiamento che invece è stato tenuto finora proprio da chi ci muove queste accuse. Andiamo proprio a analizzare le parole. Novax, ma è possibile che un Novax sia danneggiato dal vaccino? È evidente che è un controsenso logico in termini. Il danneggiato dal vaccino è uno che ha creduto che fosse opportuno vaccinarsi, ma ancora noi non mica stiamo sostenendo che i vaccini facciano male o i farmaci facciano male a prescindere. Stiamo dicendo che tutti i farmaci esistenti hanno delle controindicazioni, che i casi percentuali di danneggiamento ci sono ovunque. Purtroppo ci sono per tutti i farmaci, purtroppo la situazione pandemica, la stagione pandemica 2020-2022 è stata vissuta con forti componenti di irrazionalità anche da parte di chi ha dovuto gestire questa emergenza, e questo ha fatto sì che si agisse nei confronti dei fenomeni collaterali con l'atteggiamento proprio della rimozione, cioè negando. Vedete i negazionisti, negando anche l'effetto collaterale fisiologico, quello che c'è in percentuale, perché è così. Negarlo è qualcosa di antiscientifico. Noi alla fine non stiamo mica sostenendo che quel farmaco in particolare abbia causato un numero esorbitante di danneggiati, ma che almeno quelli che hanno patito, e li abbiamo fatti venire qui in carne e ossa affinché non si discuta su delle ipotesi, ma si sia davanti a delle persone reali, le si guardino negli occhi e si abbia il coraggio di dire a loro che non è vero che esistono, no? Davanti a queste persone noi dobbiamo ammettere che c'è un problema e non lo si può negare, non si può negare l'assistenza a queste persone che si sono fidate delle disposizioni sanitarie e purtroppo ne hanno subito delle conseguenze. C'è poi un elemento in più, vedete, già riconoscere questo problema è un passo avanti verso la pacificazione sociale, perché quella gestione emergenziale ha creato delle fratture purtroppo, e l'averla chiusa poi in fretta come se il caso non fosse sta lasciando incancrenirsi quelle ferite che invece vanno curate per ricostruire un dibattito sano all'interno della società. C'è un elemento che a me preme sottolineare, perché io su questo ci ho messo la mia carne, ed è quello del Green Pass. Il Green Pass è stato uno strumento introdotto per indurre la più alta percentuale possibile di persone ad andare a vaccinarsi anche se non erano del tutto convinti. Ebbene, almeno per quelle persone che si sono vaccinate sotto ricatto, perché tale è stato il dispositivo del Green Pass, e che poi hanno subito un danno, vogliamo un'apertura di misericordia, di carità, di disponibilità sociale, almeno verso di quelli. Dico di più, sul Green Pass io ho sempre fatto la distinzione tra le misure sanitarie e questa che è una misura prettamente sociopolitica, una misura gravissima. Non si è mai voluto ammettere il dibattito su questo argomento. Io, che mi sono ammalato anche gravemente di Covid a suo tempo,
dopo aver avuto la malattia, che mi ha portato anche al coma, quando sono guarito ho continuato a rifiutare il Green Pass perché dicevo questa non è una misura sanitaria, questa è una misura politica che sottopone la Costituzione a parametri emergenziali stabiliti dal governo. Ma allora, se la Costituzione vale solo quando l'emergenza non c'è e nel momento in cui c'è l'emergenza tutti quegli articoli che sono stati previsti per garantire i cittadini uno per uno dagli abusi del potere, a cosa servono? Ecco che la questione Green Pass va ripresa in considerazione per dire mai più la sanitarizzazione della politica, la sottomissione all'emergenza del momento della Costituzione, perché un conto è un periodo di qualche giorno o qualche settimana, ma siamo andati avanti per un lunghissimo periodo, oltre ogni limite accettabile, e questa è una cosa che non si deve ripetere in futuro qualora si ripresentassero situazioni di emergenza di quel tipo. In altri paesi la gestione è stata molto migliore dal punto di vista politico perché non ci si è fatti prendere dal panico e non si è andati a ricattare i cittadini, e i dati epidemiologici e i dati relativi all'impatto della pandemia in quei paesi dimostrano che affrontare mantenendo i principi della democrazia un'emergenza sanitaria è quantomeno equivalente, se non migliore, rispetto alla gestione che è stata fatta in Italia e qui in Regione Veneto, in particolar modo andando contro i principi costituzionali e i principi fondamentali della democrazia. Quindi sono due piani. Uno è quello che abbiamo evidenziato e noi andremo avanti fino a che a queste persone non verrà dato il giusto ascolto, che è il normale ascolto che si dà a chi ha un problema sanitario serio. E l'altro è l'aspetto politico, anche su quello un po' alla volta speriamo che si possa ritrovare serenità nel dibattito mano a mano che passa il tempo, per rendersi conto che è giusto anche fare un mea culpa da chi ha commesso degli errori e che in generale ci si confronti per poter affrontare eventuali problemi futuri in un modo migliore, e questo va fatto insieme, non alzando barricate, muri di gomma, impedendo che si svolga il dibattito. Ecco, questa è la parte politica del nostro intervento che continuerà fino a che noi staremo qui. Bene, se ci sono domande.